Rifugi delle montagne venete a rischio chiusura. L'Unione Europea pretende maggior sicurezza, ma i soldi per i lavori necessari scarseggiano. Le cime venete sono costellate di maghi e rifugi, alcuni posizionati anche nelle vette più alte e a volte raggiungibili solo a piedi o in elicottero. Ma alla UE questo poco importa e ha equiparato le particolari sistemazioni montane ai normali alberghi, esigendo le stesse regole di sicurezza e messa a norma. In caso di non adeguamento per i rifugi il destino è segnato, si preannuncia la chiusura per la stagione successiva. Termine ultimo per concludere i lavori è il 6 ottobre, solo 5 mesi per rifare gli impianti elettrici, installare porte antipanico o con l'apertura verso l'esterno e addossare alle pareti esterne le poco graziose scale antincendio di ferro. Non sono lavori da poco e richiedono grossi investimenti. Solo nel Bellunese sono circa una ventina su 35 totali i rifugi che necessitano di lavori per la messa a norma, con un investimento che si aggira sul 1.000.000 euro. Risorse queste che di certo il CAI di Belluno non ha nelle proprie casse. Il presidente del club alpino del Bellunese, Alessandro Farinazzo, non nasconde la preoccupazione e ieri ha bussato alle porte di Palazzo Balbi per chiedere aiuti e finanziamenti alla regione. Ma non è solo la mancanza di fondi a preoccupare il CAI, ci saranno iter lunghi e complessi anche per la messa a norma, che richiede l'intervento delle istituzioni. Per i rifugi sopra i 50 posti i progetti devono essere approvati dai vigili del fuoco e per costruire le scale esterne c'è bisogno dei permessi della soprintendenza. C'è clima di preoccupazione dunque tra le cime venete. Chiudere molti rifugi delle alte vie significa tagliare le gambe ad una grossa fetta di turismo montano. Sono circa 2000 infatti i passaggi sulle vette solo nei mesi estivi e rifugi e bivacchi sono punti di riposo e sosta necessari. Perdere il turismo straniero, sono infatti principalmente tedeschi, polacchi e cechi, i fedeli delle alte vie, sarebbe un grave danno per il settore e il CAI è determinato a fare il possibile per tenere in attività i bellissimi rifugi delle montagne venete.